Mauro Indelicato, eletto da pochissimo presidente dell'Associazione Ferrovie Caos, sicuramente un traguardo importante ma anche impegnativo. Ecco, come intenderai portare avanti l'attività sociale dell'associazione? Sono due gli obiettivi principali. Il primo riguarda ovviamente la continua valorizzazione della ferrovia che va da Agrigento Centrale a Porto Empedocle, quindi che è la ferrovia dei Templi, la ferrovia che attraversa il Parco Ecologico, una delle pochissime al mondo che ha questa particolarità e che viene apprezzata da tutto il mondo e richiesta anche da tutto il mondo. Quindi continuare su questa scia, ma anche continuare a valorizzare la stessa stazione di Porto Empedocle Centrale, farne un vero e proprio presidio per tutta la comunità di Porto Empedocle, per Agrigento, per il territorio, perché è uno spazio non soltanto ferroviario, uno spazio che potrà essere espositivo, che potrà essere aperto per l'appunto al territorio, un punto di riferimento e un hub per le associazioni, oltre che ovviamente per la nostra associazione per Ferrovie Caos. Quindi sono questi i due obiettivi principali che nel corso del mio mandato e nel corso già dei prossimi mesi cercherò di portare a termine. Ecco, a Porto Empedocle c'è stata già una bella iniziativa accolta con un impegno da parte delle ferrovie, può diventare, questo era almeno nelle intenzioni degli organizzatori della ferrovia, un punto importante per non solo Agrigento ma tutto il territorio? Assolutamente sì, e questo è appunto l'obiettivo come Ferrovie Caos che ci imponiamo. Noi siamo entrati in questa stazione nel 2010, quindi quasi 10 anni fa, a un anno dalla fondazione di Ferrovie Caos. La stazione era abbandonata, era un territorio completamente abbandonato, poi abbiamo iniziato a risistemarla e a scoprire una vocazione importante, non soltanto una stazione ferroviaria ma anche un museo, un'area aperta a tutti e quindi per l'appunto, come ho detto prima, anche un presidio per tutto il territorio. L'obiettivo nei prossimi anni è proprio questo, anche ovviamente in concorso con Fondazione FS che nell'iniziativa da lei narrata, da lei ricordata, ha presentato un progetto di restyling dell'area, quindi il nostro obiettivo è proprio questo, essere un presidio a Porto Empedocle Centrale e fare di Porto Empedocle Centrale a sua volta un presidio per tutto il territorio.